vecchiaia! Che brutta e che pessima mercanzia, Essa si porta dietro un corteo di malanni, che a volerli contare non si finirebbe mai, A questo aggiungici pure le preoccupazioni dei figli, con i loro falsi malanni, capito? Poi, la moglie di quello scapestrato di mio figlio Menecco mi ha mandato a chiamare. Sicuramente avranno bisticciato. Eppure di questo mi vogliono far carico a me, Bromia, io esco! Oh, eccola. Salve, Mosco! Ah, salve, Doripide. Perché mi hai mandato a chiamare? Sicuramente avrei litigato con tuo marito, Di chi è la colpa questa volta? Questa volta non è la mia. Io non resisto più a stare in questa casa. E cos'altro ha fatto mio figlio? Mi umilia, mi martorizza, mi mortifica. Va bene, così deve fare, sì, perché se anche questo succede alle donne che vogliono sottomettere a tutti i costi i mariti. Ma come? Senti, Dorothy, tu devi essere più compiacente con lui. Sì, tu non devi spiare cosa fa, dove va e quello che combina. Ma padre, ma è l'amante della sgualdrina che abita lì di fronte. Quella là? Benissimo! E tu più sarai petulante con lui, più lui si attaccherà a lei. Ma torna a casa sempre tutto ubriaco. Cosa? Benissimo, ma cosa vorresti? Cosa vorresti? Che non bevesse più per i begli occhi che tiri. Padre, ma va sempre a cena fuori e torna sempre tardi a casa. Superbe! Ma cosa vorresti? Cosa vorresti che rimanesse in casa tutti i giorni con la conocchia tra le gambe a filare con le tue angelle? Padre, ma io ho chiamato voi per difendere me, non lui. Hai ragione, Doripide, ma tu devi essere più giudiziosa. Io so che lui non ti fa mancare niente. Hai vestiti, hai gioielli, hai servi. Che mi ruba per donarla alla sua amante. Meraviglioso! È un risparmiatore! Sta attento all'economia della casa, capito? Ma comunque non ti preoccupare. Io adesso andrò in cerca di lui e cercherò di convincerlo a non abusare della tua pazienza. Perché anche la pazienza di una moglie ha dei limiti. Non ti preoccupare, capì? Io porterò la pace tra di voi. Grazie, padre. Sono sicura che le vostre parole sapranno ricondurlo a me. Grazie. Tradirmi per un piatto di minestra. Un piatto? Io salsiccia a Roma, ti ho buono. Ma quale salsiccia? Ma quale porco? Se ti dico che da stamattina ancora non ho mangiato! Sì? E allora andiamo a mangiare, Andiamo a mangiare! E addio! Guarda chi c'è! Ma non è possibile! Ma quello è mio padre Mosco! Salve, padre! Ui, salve, Menecco! Ti vedo meglio stamane, ti vedo ripreso, rinvigorito! Allora marava! E che mira! Menecco, mi tenga la papuccia, mica tenga il catarotto. Senti, Menecco, mi ho saputo che hai litigato con tua moglie per una puttana. Sì, padre! Te la sei scelta pure come amante. Già! Sicuramente sarà bella e voluttuosa. È voluttuosissima, padre! Benissimo, fa sempre così, bravo. Io l'ho fatto per te, io lo sapevo che tu saresti rimasta Bravo, contento! ma non dare retta a tua moglie. Stavo per dirmi mai! Senti, Menecco, mi è raffinata nell'arte del piacere. Non c'è niente da fare! Tale figlio, tale padre! Ma non ero contrario! Sei raffinatissimo, Menecco, ma stipadella buona, capito? sì. Però devi fare più guardia a te stesso. E perché, padre? Sì, perché rubare alla moglie per donare all'amante è sì un gran merito. Ma come mi hai insegnato tu? Brave, però bisogna che lei non se ne avveda. E questo lo devi dire a questo disgraziatore qua, vedi? Quindi fai una cosa. Prendi la sopravveste bracciale e portala a tua moglie e alla tua amante prometti le altre e di più. Ancora di più. Sì, lo sai perché? Perché io voglio che regni la pace nella tua casa, capito? E perché essa possa farvi ritorno, io ti regalerò una borsa piena di monete d'oro!
tu questa borsa la potrai donare alla tua amante, capito? Adesso io me ne vado, capito? E presto farò ritorno. Dai, che io ti aspetto qua, Menecco, ma rimane una cosa. Ma questa tua cortigiana non è che c'ha un amante giovanissimo? Dai, Davariola e Brosario. Io saprei cosa darle, capito? Sicuro, bastone. Così c'è ora e si sbatte a Ma che faccia per terra. capito? Ma tu hai già dato, padre. Vai a casa e vado, porta la vado. borsa. Sì, vado, Spazzala, ciao. avvialo come al solito. Sì, bravo. Oh, io E adesso facciamo una cosa, facciamo subito come ha detto mio padre. Andiamo dai Rozzi e facciamoci restituire tutti i regali. Ti rega. Ma se tu avessi poco tempo fa, li pigliata a dei Rozzi e ti portata a dosarti come da rittesi. Io ho portato la veste dal salto. Ma se io non entro dai Rozzi da stamattina? E va dei Rozzi, va. E io ci vado. Ehi, ma raccomando, circa la veste o bracciale, e così per se io bugiardo sono chi o sei tu. E io ci vado subito, capito? Ehi, ma che ti credi che hai arma che ti zammo? E nel caso vi renda a fuoco, hai capito? Fisiche, fasicle, sifilide! Menecmo, ordina, comanda. Dite alla vostra padrona che io l'aspetto qui sul sito della Soglia. Elazia, Menecmo ti ha chiamata. È una vera festa quando mi vedono. Elazia! Ma chi è che mi vuole? Colui che ti ama più di quanto tu stessa t'ami. Menecmo, amor mio, ma perché non entri? Tesauro, sapessi, ti ricordi quella veste e quel bracciale che ho rubato a mia moglie per regalare a te? Sì, certo. Ebbene, mia moglie si è accorta di tutto e allora io volevo volevo chiederti se fosse possibile però che tu me li restituissi, però in cambio io ti darò una borsa di monete d'oro con cui tu potrai comprarti tante altre cose più belle. Ma se ti ho dato tutto poco fa? Traditura! A me! Sì, ti ho dato la veste per portarla dal sarto e il bracciale per farlo crescere dall'orefice. Tu mi hai dato una veste e un bracciale, ma quando se io da stamattina solo adesso ti rivedo? Ho capito tutto. Ha già cambiato idea. Ma no! Ah, sì, certamente. Ha fatto i comodi suoi, ha mangiato, ha bevuto ed ora vuole riprendersi tutto. E con un raggiro mediocre. Ma che raggiro, ma che riprendermi? Ma se ti dico che mia moglie ha scoperto tutto a causa di questo disgraziato! Ma fosse un disgraziato! Sì, tu sei un disgraziato. Tu sei un raggino mediocre. E che vuol dire? E che ne sa, right che? Prenditela pure la veste, d'altronde non sono io che te l'ho chiesta. No, ma sei tu che hai voluto ridarmela, certamente, anzi, prenditi pure il bracciale, sì, perché tanto non ho che farmene. Anzi, sai che ti dico, mettetevelo tra le gambe tu e tua moglie! Rozia! Ma quale rozza? Visto che non apprezzi i miei meriti né il mio amore per te, vorrà dire che da oggi in poi, se vuoi fare l'amore con me, caro, metti mano alla borsa e che siano contanti, altrimenti è tempo perso! Ma sì, ho appena detto che ti darò una borsa piena di monete d'oro! E fallo presto, altrimenti non metterei mai più piede in questa casa, mai più, l'hai capito? Andiamo via! Oh, ma sei incazzata di brutto, Ma io non capisco, ma cosa succede? Da stamattina tutti mi sbattono la porta in faccia. Prima mia moglie, adesso la mia amante. Per forza, è che stai che legata a merda, perché è lo che stai combinando stamattina. Prima con e poi con. Ma che sto facendo? Ehi, in quanto a me, pure tempo, quanto te ne mangi? Ma di che? Sasi! Giallo, tutti sasici, ma se ti dico che da stamattina ancora non ho pranzato! E poi io non ho riavuto indietro nessuna veste, nessun bracciale! Ne vuoi la prova? Ehi, allora andiamo dal sarto, andiamo dall'orefice e vediamo se ho ragione io! Tu! Rozia! Anche. Ma che se perché sta facendo a cuccia stamattina? Io non so proprio capire. Poi se ne è pure io. Ehi, ma quando si ci deve mangiare? Ehi, ma non risponde, no? Balastrian! Ma sei! Mannaggia! A Rosario ti ho finito con la fatandoro, guarda!
Allora che sicuramente sarà in d'accordo con la connessa, fosse tutte sorte mica un coccomme, capì? Comunque sapete, in questa città non la capisco proprio. Niente di meno che a chiunque incontro mi saluto come se fosse un meglio amico suo. Tutti mi chiamano per nome, mi invitano, mi ringraziano per cose che non ho mai fatto e mai mi sono osse fa. Comunque, se vogliamo Napoli non è così malvagio come si dice. Comunque sarò io da finire la potente messere, mannaggia. Eccolo! E ha con sé la mia veste e il mio bracciale. Evidentemente le parole del padre l'avranno rapponito. Ma perché non mi guarda? Ho capito, vuole fare il sostenuto. Bene, bene. E tieniti quest'aria estranea e crucciata e conserva per le altre i tuoi sguardi più teneri. È finito il tempo nel quale tu mi dicevi che io ero la tua musica, io la tua vista, io il tuo cibo. Ma che vuoi? Naturalmente non sono più per tua moglie gli sguardi dolci. Ma sappi che io non mi separerò mai da te, nemmeno se sprofondassi nei più profondi abissi. Io mi trascinerei con te. Signor, ma l'ha visto con me? No, perché io sono arrivato, tu capito? Allora non capisci cosa Non dici. capisci? No! Fingi di non capire. Come fingevi di non sapere dove erano la mia veste e il mio bracciale, che ora ti vedo con te e che mi riporti. Ma cos'è? Sono state le parole di tuo padre a farmele riportare? Oppure ti è ritornato l'amore per me? Ma veramente non ho Comunque, visto che ce l'hai, ridammele, se vuoi che ti sia aperta la porta di casa. Hai capito? Ridammele! Ma che sta roba mia, capito? Questa è la roba che tu hai rubato a me! Ma che rubato? Questa è roba che mi è stata regalata e non da voi, da un'altra donna! Un'altra donna? Ma che t'ho fatto? Che t'ho fatto? Che ti ho fatto? Che sta da essere la storia che lo chiagnazzare prima, Ma che diresti? Se questo mio corpo, che è tuo privilegio, fosse contaminato dalla lussuria, che faresti? Ma piglieresti a calci, mi strapperesti il cuore. Che faresti se io ti fossi infedele a modo tuo? No, ma a me poco ma non porto, non ci capito. Basta, dirò di quest'altra bravata a tuo padre. Ma quale bravata? Ma quale padre? Scusate, se voi state scambiando uno per un altro. E su, marito mio. Marito mio! Attaccati a questo braccio, tu sarai l'olmo e io sarò la vite. Ti perdonerò tutto e staremo insieme. Ma mi fosse sposato, me ne fosse accorto, no? Ma comunque questo piezzo pure è buono, Allora, mamma mi ha fatto pure questo, ma che me ne fotte a me, Oh, che la cavanava, Allora, questo te lo bravo, amico. Mogliettina mia! Ma che hai fatto? Mi hai perdonato? Sì! Mi perdoni! Sì! Sì, che volessimo fare? Ci volessimo tutto la parterina, sì! Ma non ci sta nessuno la parterina, no! Non è che ci sta marito di acchiapparmi pure una mazzia tutte e due, no! Ma che dici? Ha ragione che non marito sono chi! Ma guardate come sono comici, sono proprio... sì, che volessimo fare? Ci volessimo ammuccare, sì? Ci volemmo ammuccare? Sì! E ammuccare, che sta addirittura mozzaca! Bramia! Sì, mi raccomando, spranga le porte di casa e se qualcuno chiede del padrone, sta pranzando e non vuole essere assolutamente disturbato. Ernesto Mateva, capito? Ma perché non mi preoccupare, se qualcuno vuole entrare, lo faccio pezzulo. Andiamo via! Sì, andiamo! Mamma mia, come sta infuocato Voglio questo! fare l'amore con te! Sì, ma non mi fa male però! Voglio riempirti di piacere! Sì, piacere, me ne ecco. Andiamo! Sì, andiamo, ci sta niente da fare. Se il napolitano mi consuma ranno a me. Ma chi c'è qua fuori? Chi c'è? Ma io non sento niente. Non c'è nessuno. Eppure mi era sembrato di sentire un rumore. Sono
stato dal sarto e dall'orefice, ma entrambe dicono di non avermi mai visto, così come asserisco io. Ma allora questa veste e questo bracciale, ma che fine avranno fatto? E soprattutto che dirò ad Euripide di tutto quello che mi sta accadendo? Mi ci vorrebbe una splendida retorica idea. Ma non è che mi hanno da portare e bauli a borsa locanda, ma esse non l'ho proprio vista. Io sapevo sarà aiuto, ma secondo me sarà battaglia ancora cardinga. Si tiene ancora un po' che forza. Mamma mia, io oh là, noi l'ha visti buona. Io sto qua. Beate chi te vede! Allora quando l'hai trovato? Ah, l'avete trovata e mi fa piacere per voi perché trovare albergo di questi tempi è difficilissimo. È assai comoda, comodissima. E siete stata ulteriormente fortunata. Oggi buttare in bauli a borsa. Ma tu, che fine hai fatto? Oggi ti vogliono aspettare. Ma perché ci avevamo un appuntamento io e te? Come no, tu sei vicino a me. Abita locale, che hai paura. Io a te? Ehi! Ah, ma quando? A che ora? Stamattina, quando si melassa troppo che siamo arrivati. Ci siamo lasciati, siamo arrivati. Ma scusa, ma tu chi sei? Come chi sono? Sono Messenia, la tua schiava. La mia schiava, Messenia. Ah, poi tu capite, sono Palatona. Palatona. Messenia Palatona, la tua schiava. Tu sei la mia schiava. E da quanto tempo? A 30 anni. Da 30 anni. E non me ne sono mai accorto, Messenia. Guarda qua, guarda un muso. Messenia Palatona, la tua schiava. Ma dimmi una cosa, Messenia, ma io a te ti parlo. No, è perché lei sa papà, un darrico. Ti posso accire, ti posso sparte, ti posso fare pezzulle, perché tu mi appartieni. Ma dov'eri che non t'ho mai vista? E t'ha giurita alla locanda. 30 anni alla locanda. Ho capito, ti avevo distaccato alla locanda. No signora, alla locanda quando si è arrivata a Napoli. Ma se io sto a Napoli da 50 anni. Oh mamma mia, ma mi stiamo a locanda, sono passati 50 anni. Ti si sta ubriacando il cervello. Ma non può essere, stamattina si è arrivata a Napoli. Stamattina siamo arrivati a Napoli. Ho capito, questa sarà una di quelle solite napoletane. Senti cara, io non ti conosco, è chiaro? Non mi conosci? Non ti conosco. Non mi conosci, lo sapevo che di questa città non ci si poteva affidare. Ma come non mi conosci? Sono Messenia, la tua schiava. È schiava, ma vattene, partiti, non farti vedere più. Me ne caccio? Te ne caccio. Aspetta, cioè, me ne posso andare? Te ne puoi andare. Allora sono una donna libera? Sei liberissima. Libera di andare dove mi pare. Libera soprattutto di non tornare più. Grazie assai. Io sapevo che tu avresti mantenuto la promessa. La Giuseppe Ritt, tu tieni tanto. Ma vai via, immediatamente. Allora me ne vado. Vai. Grazie, sono la donna libera. Sono libera. Me ne vado. Disgraziata! Millantatrice, imbrogliona! Ma guardate che incontri! Comunque, ecco quella splendida retorica idea che mi ci voleva. Dunque, io dirò a mia moglie che Erozzi ha venduto tutto e con i soldi di mio padre comprerò a mia moglie una veste e un bracciale più bello. Ehi di casa, aprite! Ma perché non si apre questa porta? Bravia, apri a Menecmo! Via, vattene! Levati dalla porta! Bravia, sei tu, ma perché non apri al tuo padrone che è qui in strada? Tornatene da dove sei venuto, buffone! Bravia, ma quando ti deciderai ad aprire? Vi dirò quando mi direte voi il perché! Perché? Perché io sono il padrone di casa, la casa è mia! Sono il tuo padrone, Menecmo! Ma se Menecmo è a letto con la padrona! Ma come fa a essere a letto con la padrona e contemporaneamente essere qui a bussare? Perché a letto c'è Menecmo e fuori c'è un furfante! Ah, Bravia, chiama Doripide mia moglie. Ma se Doripide è con suo marito! Con suo marito a letto? Ma costei sicuramente mi nasconde qualcosa! Apri, se no sfondo la porta! Via, vattene!
vorrebbe un ferro. Guarda che io ritornerò e quando ritornerò saranno dolori per voi tutte. Ma vattene alla malora! Imbroglione, vai a infastidire qualcun altro! Costui dice che è Menecmo. Quando Menecmo è dentro a sollazzarsi con la mia padrona. Ah, l'amore! Io vero, Rita. E femmine non si coccano che ciuccia ha paura che le stracci nel lenzuolo. E domenica io ho chiesto un non potevo toccare un poco che subito. Marito mio! Non ne potevo accarezzare un poco che subito. Marito mio! Non ne potevo. Niente di meno che si è inventato, addirittura un marito che si mette a posto con la coscienza. Mamma mia, che stanchezza! Uè, che state bauli e che stavo arrivederci a grazie per vacca. No, Indrascia! voglio! Indrascia! Io ho pensato, no, ma a casa che ci torna a fare tanto là non ha nessuno. Tu non tieni a nessuno! No, è sacre, tutta la famiglia mi sta in Indrascia perché lei mi fa scegliere per giù. Capito, tu non Indrascia. Quando uno bello e buono, piglia AIDS un cuore essere Indrascia. Non tieni per me. Quello per me, io sono una donna lì. Si una donna lì, perché t'ho liberato, pensate? Senti, vabbè, comunque, guarda che in da forza che ci mancano 2 dracme perché pure si merita la salocanda. La già avuta per voi stessa, te? E lasciate la locanda. E lasciate la locanda. E allora non mi stanotte. Ma che importa, ti va con la porta, cerca una nave e dobbiamo incappare. Tu non mi cappano? Ma scusa, non hai mangiato un minda la locanda. Io non mi incappare, ma tu ormai o tu, me ne pazzi? E a dove? Indrascia! Già mi hai riscontrato, ho fatto la droga, a dove vai tu? Indrascia! Invece, tu sei mia, capito? Ti dà già cattato. Oh, no, capito? Tu sei una schiava, grazie spazio, perché tu mi appartieni, capito? Pigliai se paugli e porto la mamma alla tavola della locanda. Non so che tu una donna lì! Ma che essere libero, o in traccia, o in coppa no, ma pigliai se paugli a carico e porto pure questo, e porto pure questo qua. No, questo qua no, anzi, dammi pure la porta, non mi fido più, capite? Perché secondo me l'aria che sta città a te t'ha fatto un bruttissimo affare. Che se prima mi liberi, poi mi fa schiavo una tavola e poi dici che l'aria sta città ha fatto un brutto effetto a me me l'ha fatto un brutto effetto. Invece, li pigliai se paugli non lasciami pensare che sei fottuto, capito? Vattene mamma alla locanda, Chi sta pazzo? È pazzo! Poi in traccia, voi! Sta traccia una loccia! Eccoti qua, Menecmo. A chi sei nato che non mi conosce? Eccoti la borsa con le monete d'oro. La borsa con le monete? Cioè, la borsa con le monete d'oro è barata a me? Certo, come promesso. Ma scusate, che ne ho già fatto? Io te le ho date, fanne quello che vuoi. Cioè, le posso fare veramente quello che voglio? Certo. Cioè, volete dire che io perché sta a camera se ne va potesse tenere pure per me? Certo. Cioè, ma posso spendere come mi pare più? Certo. E sentite, mettiamo in chiaro subito una cosa. Siete voi che la volete dare a me e non io che l'ho chiesto a voi, capito? Certo, sono io che te le ho date, no? Vedi? A me mettiamo pure in chiaro una cosa. Voi una volta che l'avete data a me, che sta qua, voi non la vorrete mai più. Senti, l'affetto che vi porto mi renderà più gradito e l'ora di stacco. Non è che a poco agnate te ha voluto una tavola al rete, no? Ma se te le ho fatto dono è perché siano tue e non più mie, no? Su 44 dracme d'oro. 44 dracme d'oro! 44! Sentite il volimmo contare? Ma no, perché no, io faccio non ce n'è bisogno. ma non pensi ma ci pescarda, tu capisci? Allora contiamo Non ce n'è bisogno! Guardate che l'avete detto voi, che non c'è bisogno. Non ti preoccupare, comunque io spero che con questa tutto ritorni come era prima. E con questa è sicuramente più facile, Allora io me ne vado. Avviate, che tu cammina tu sei arrivato la mattina e pure troppo ampresso, capito? Grazie per il pensiero. Vatti a divertire. Come no? E divertiti pure con me. Non voglio fare. Poi siete un simpatico. Guardate che
simpaticone, che secondo me non mi esce, 44 tracche per d'oro, ma non l'ho visto mai, ma potremmo rifiutare un regalo del genere, comunque secondo me la situazione si sta facendo più pericolosa di quello che sembrava, posso mangiare un dormicà stanotte, Oggi portate baglia a carne come vedete tu. e si è arrivato troppo presto. E perché? Perché oggi guagnato una dava di te. Ma che sei una città fatata, niente di meno che ne streghe, fattucchiera, non tutti quanti mi conoscono e non conosco proprio a nessuno. Perciò partiamo prima noi, prima che cambio vento. Ma sai che faccio? La comporta e cerco pronto per salvare, capito? Ci diamo in traccia, Ma quando ma che trace, ci andiamo a capo, via mare e subito, capito? Vanno da volta a locanda, piglia tutte le bauglie e porta qua, capito? Ma raccomando, che ogni buon modo il nostro punto di ritrovo è oi. Precisamente a che sto Siamo a fare una cosa, ma facciamo una volta tanto buona, no? A proposito, mi ha reso un pavalocanda. Ma non l'hanno già pavato sta volta? Prima, mo laggiù, riprenotore. Ma ci fanno i soldi per sprenotare. I soldi per sprenotare? Io non capisco sta locanda quando ci sta costando. Tu sai che sto combinando proprio una malissima maniera. Mannaggia cavatoia, mannaggia. Dai, va! Io non capisco sta locanda quando ci sta costando senza cirumia in, l'ho fatto bene. Non che si servitore in a dare niente, che sto tutto mariolo, che si sono capaci di fare pelle 90 anni tutto, e ma fammi contare, va, che sta a passare 44, ma ne è serato 40 e mi ha fatto fesso, e non sta bene, mamma mia. Eccomi finalmente! Vedo che mi hai portato le monete d'oro che mi avevi promesso. Ma che cosa? Che stia forza a me? Sì, ma l'avevi promesso a me in cambio della veste e del bracciale. Ma guarda, ragazzi promesso, se non siamo morti, se andiamo buoni, tu praticamente hai detto che la veste e il bracciale era buttata al setto dell'orecchio, no? Sì, ma poi tu mi hai detto che le avresti ridate a tua moglie perché le voleva e a me in cambio hai promesso una borsa piena di monete d'oro. Ma quando mai? Ma dammele! Ma lascia sta piazza sotto, vai! Allora ridammi la veste e il bracciale! Oh, la veste e il bracciale, non ci stanno più, sono spariti, Tu mi vuoi truffare? Te voglio truffare! Ora neghi sia l'una che l'altra cosa, Io sì? nego, sono proprio negato, capito? No, tu sei perfido! Perfido! Non mi vedrai mai più! Ma chi tu vuoi a terra? Ma vorrei trovare a questo per me sono lazzato, sento, ti ha seccato un cuore proprio come una secca capallina. Non ci sta niente da fare. Noi di capo, i napoletani, sai come ci facciamo? È una bruttissima moneta. Mannaggia, cavolo, mannaggia. Ma ti ammazza. Aspetta fermo, ma non vuoi! Aspetta un momento! Dai, che li ammazza. Aspetta, ma che può fare? Ma senza sapere manco si muove, ma ti conviene fa sapere tutto quanto hai fatto tu! Li ammazza, ma che mi fa un balletto, ma tu capisci quell'ignobile donna, dopo tante scenate di gelosia, me la fa sotto il naso e sotto il tetto coniugale. Ma tu ci ne fai senza sapere manco si muove, ci rovina te e tua! Hai ragione, lo sai. Puttana! Ma come si dice, l'uomo che ha parole o vuoi che cosa? Tu parole non le dici. E mi sono rimasto solo e con. Ti ringrazio. Mannaggia. Dai, esci fuori, puttana! Ma levati stupirla! Puttana! Mi hai chiamata, amore mio? Oh, amore mio, chi c'è dentro? Ma nessuno da quando sei andato via. No, io dico chi c'era, chi c'è stato! Ma tu, amore mio. Ma com'è possibile? Guarda, io dico chi c'era dentro mentre io ero qui a bussare alla porta! Ma come facevi a bussare alla porta se eri dentro a sollazzarti con me? A sollazzarmi con te! Ma non ti ricordi? Hai voluto fare l'amore tante volte. Come non facevi da tanto tempo. Hai capito? No, hai recuperato! Ma che ho recuperato, ma se non faccio
faccio l'amore con te dalle feste di Dioniso. Ho capito. Mentre io ero qui fuori a bussare, tu facevi quello che hai detto con qualcun altro. E questa serva, Bromia, questa ignobile donna mascolona ti teneva mano, mi sbeffeggiava, mi copriva di insulti, mi derideva. E a voi, ma quando mai? Se stavate dentro a sollazzarvi con la padrona. Ma sollazzarmi con... Io devo entrare... Ma che dai? Devo sapere chi lasciami! Menecmo! Ma che fai? Mi avevi promesso di riportare la pace nella tua casa. E invece ti vedo ancora in lite con tua moglie. Ridammi subito la borsa con le monete d'oro. Ma quale borsa con... Ma voi non mi avete dato ancora nessuna borsa con nessuna moneta d'oro! Tu neghi di aver avuto da me una borsa con 44 dracme d'oro. E certo che nego! Ma che stavano fa scivazza a me? Ma io non capisco più niente! Padre, ma ha dato di volta il cervello. Dice cose sconclusionate. Pensa che dentro ci sia un estraneo. Ma venite a vedere Sì, anche sì, voi sì, che non andiamo, c'è andiamo. nessuno. Correte! Voglio, correte! Oh, subito. Vai. Io devo entrare là dentro! Assolutamente là dentro c'è qualcuno e io devo scoprire chi è! Devo entrare là dentro, sicuramente! Mamami, calmalevi. Siendo, castammi baugliavut, te, e castori este te. Ma tu, chi sei? Ma sei la tua scala. No, tu sei una pazza! Ce ne partimmo. Ma perché devo partire se a me piace stare qua? E cagliate la davanti Ma te. no, ma questa è stata la mia idea da sempre! Ma tu non vuoi capire che io a te non ti conosco e riprenditi questi soldi che non sono miei! Oh, mamma mia! La devo fatta prima! Sta facendo sotto i capelli in bocca! Ma come non mi conosci? Sono Messeni, la tua schiava! Ma che schiava è schiava! Ma partiti, vattene, non farti vedere più! Me ne caccio la davo! Te ne caccio! Allora me ne Te passato! ne puoi andare! Non è che cagli la davanti No, te! non cambia idea! Allora sono una donna libera! Non sei mai stata occupata! Grazie, tu ti hanno tanta! Oh, Hai tanto te lo faccio se non te ne vai! Imbragliona! No, io li ammazzo tutti e due! Dove siete? Dove siete? Ma secondo me a chi sta a capo non lo aiuto proprio più. Sì, spazzola. Andiamo a chiamare il dottore, andiamo. Hai ragione. Oh, vai! Chi è? Acca! Vai! io sapevo che ste ca combinate in da sta città! Che ha perso il cervello! È meglio che me ne vada! Invece, ma lo sai! Ma pigliai se va a giocare che partiamo immediatamente! Parti pure tu! Anche volevi farti solo tu! Ci capito perché volevi farti solo tu! Tu volevi fare tutte le soldi e riescono alla qua! Andate qua! Ma tu prima eri che potevo vedere! Ah sì, i soldi miei! Sta mariotta! Ma pigliai se va partiamo immediatamente! Dai! Sai che c'è di tu? Io a casa non mi muovo! Tu vai a vuoi tu! Come? Io e Paolo ne voglio portarci! Ma come? Ne puoi portarci? Ma tu sei una schiava, tu devi obbedire al tuo padrone, capito? E il tuo padrone sono chi? Che dacci qua? Tu sei mia, io la scazzina! Grazie spacca! Grazie Mattezza, perché devi appartenere! Vai ridere! Ma come ti permettere? Io sono tornata da libera! Vabbè, e chi dà libero? Tu! Io ti lo faccio scritto! No! Ma pigliai sei un bauci, imbecille! Imbecille, partiamo immediatamente! Partiamo! Bene, come ma che fai? Stai partendo? La verità, siamo partiti! Parti senza la ragione e senza dirci perché. In verità ragione ci sarebbe! Io la conosco. Tu me mi ammalato. Potrebbe esserlo. Bene. Male. Menecmo, io non so come ti vedo. E beh, come mi vedo io? Ma mi vedo io! Ma che la ragione no! Avete visto il volubile? Sragiona! Erbacco, è come se sragiona. Ma scusa, ma perché cazzo fuori? Nega pure l'evidenza! Ma perché cazzo ha negato? Tu neghi di aver avuto da me una borsa con le monete d'oro! Io sapevo, mi diciamo la città a giocare da così bene. Guardate che siete voi che le volete dare a me e noi che l'ho chiesto a voi. E poi un certo punto ha detto pure, guardate che mi date a me, no? Voi non ne volete mai più! Esattamente, ma sono io che te li ho regalati!
Ecco, questa qua è la parola, regalate! Voi mi avete regalato 44 dracme d'oro. giusto, regalate! Ma siccome non voglio passare nuovo, no, qua ci stanno pure i testimoni. Annanzi a loro, ripetete quello che mi avete detto a me. Allora, io ho regalato 44, no 45, 44 no 45 dracme d'oro a Menecmo che sono io. a Menecmo che sono No, se io. permettete, Menecmo sono io. Una dabbiata imbriacata e cervella. Hai sentito quello che ha detto? Sì, ma io ti ho regalato questa borsa perché tu facessi pace con tua moglie. Ah, scusate, ma moglie, ma che la femmina che abita là dentro? Guardate, chi non si ricorda, ma anche ci chiamo, cioè. Ci ho fatto pace, avessi saputo pace, che ci ho Che ti ho fatto? A me non mi sembra proprio che tu ci abbia fatto pace. Vabbè, che parlando da uomo a uomo, che la signora non è mai contenta, tu capite? Allora fa una cosa, va dentro e tranquillizzala, La signora dammi la borsa con le monete tu. No, la borsa no, perché va. allora tranquillizza, però quando richiede la cusarella sta elemento accanto a te, poi tu comunque ti mamma accanto a te, appena esci all'andino, piglio tutte le bauli e fui micendo, prima che sta preparando una malissima parata, capito? Allora io vado, la tranquillizza e torno, capito? Come si dice? La parte zucchero e cannella. Vedi, non lo so. Aiuto! Padre! Menecmo è impazzito! Crede che io l'abbia tradito con qualcuno! Ti ammazzo! Aspetta, siamo pronti, ci partiamo! Ma chi ti sa fatte? Ma tu chi sei? Aspetta, che stavate a scrivere! A te lo scrivo! Vi ammazzo tutti e due! Maledetta! Ha visto veramente pazzo? Prima le riciclare la zucchero e cannella e poi me ne fare sti dolci. Dottore, venite a pensare a me, non mi fermare, la macchia appena Ma che ne sa, ci trovi? Che ne sa? Guardate, mi state facendo correre l'ansia. Io volessi fare pure pace con sta signora, ma non riesco a trovare nessuna maniera. Oh, ma questo peggiora sempre di più. Che stavo! Si può liberare, me li a scrivere e me li a firmare! Ma che c'è per me? Oh, Ma quale fuori? la libertà! Ma perché si asciuto a libertà? Tu sai mia, sai? Ecco qua, l'hanno acchiappata e l'hanno attaccata con me, la salsiccia, l'oppolito. Ma chi stai lì? Porca con un'ammazzata a arrivare voi, mi chiamate, È un'allucinazione, ma come fa staccamento sta là? Ma come sarebbe? Sarebbe che sta in mentre sta fuori e sta fuori mentre stai. Sarebbe che sta là mentre sta qua e staccamento sta là. Insomma, staremo in due posti diversi. Ma chi? Bene! Oh, chi? io! Aspetta, padre, non ti preoccupare! A me dici non mi fa scemo, ma va Gabriele! Ma guarda, non ti baci, no! Dottor, facete ma cortesia, te pure a piedi, che chi si tu ne becchi proprio buono. Sì, ma tu come fai a staccamento sta là? Ma come che sto callamenti sto qua? Va bene, fammi capire, alla tinti chi ci sta? E tu lo sai! Mamma mia, che cosa ho visto? Capito? Dentro c'è il tuo specchio. È venuta a Moscosso! La tua immagine è così uguale che non può essere diversa. Ma tu chi sei? Io? Ehi, Io sono Menecmo, no, figlio di Mosca e di mia mamma pensi che è morta. Menecmo, Ehi! tu sei mio figlio. Io? Tu sei mio figlio, quello che si versa al mercato di Pestum. Allora voi siete mio padre! Ehi! Pesciamo, devo fare una buona riuscita! Ma che... Ecco, tu stai a parte lì attaccato come una salsiccia con un po' di triclini e stai cercando di liberare! E te l'avevi ritta, che stai una città fattuccione! Bene, ecco, mi danno fatta a metà! Ora tutto è chiaro. Menecmo, tu hai un fratello che è simile a te, come una goccia d'acqua ad un'altra goccia d'acqua. Ed è questa la ragione di quel che a voi sembra follia. Va dentro e vada a liberare. sì, vado subito, scusatemi tanto, con premesse, promettete, fratello mio, ma che è successo? Ma chi sei tu? Ma che fai? Oh, io non so se sono sveglio o sto sognando, ma forse
È più vero che si sogna quando si incontra un altro se stesso. Chi sei tu? Io sono Menecmo. È poco fa rilegato sul letto. Sì, ma poi sono venuto io stesso dal di fuori di me e ho sciolto i lacci che mi legavano. Oh padre, ma che mi sta accadendo? Io ho visto un altro me stesso. E tu hai visto tuo fratello, quello che si perse al mercato di Pestum? Ehi, ma chi sta? Ma chi è? O padrone mio o padrone tu? Aspettatemi! Padrone, pazzi! Ma parti di vattene, non farti vedere più. La padrone tua! La padrone tua! Va dentro, chiama tuo fratello e fallo venire qui. Allora scusate, vado dentro a chiamare mio fratello, con permesso, scusate. Fratello! Fratello! Lasciami, lasciami! Aiuto, aiuto! Vieni qua, vieni fuori sotto qui. Ehi, ma chi sta? Ma chi è? Aspetta! Padrone, pazzi! Ma c'ho da hamburger subito là dove? Madonna mia! Padre, quest'uomo sicuramente è il genio dell'altro. Ma chi è l'uomo spirituale? Quale naturale? Se messi a cospetto sono identici tutti e due. Ma soprattutto, chi si è sollazzato con me? Vai, no, cioè, no, e con guai che stai facendo, no? No, ma con voi si è sollazzato quello là che sta là dentro, quello è vostro marito, no? E chi è che ha rubato allora la veste e il bracciale? Ah, ci rubati, E chi è l'amante di Eros? Ah, è chi non l'ha cacca, chi non l'ha cacca. E allora sei tu che devi darmi le monete d'oro? Ah no, che si dopo proprio andaglio, guarda, che le si sono proprio squagliati, si hanno ridotti poveri. Ehi, io ma non so capendo proprio niente di A chi dice? Menecmo, come vi vorrei vedere abbracciati tutti e due? Menecmo, vuoi uscire fuori per abbracciare tuo fratello? Menecmo! Menecmo! Esci a caffone! Ma insomma, signori, ma non l'avete capito? Se io non entro dentro, lui non potrà mai uscire fuori. Oh no! Scusateci per il ritardo, ma aspettavamo che arrivaste tutti perché la partita un attimo c'era il traffico, ha scombussolato. Volevo innanzitutto ringraziare Luca alla regia, grazie. Come sempre Alberto e Pasquale al botteghino, grazie mille. Scusatemi, mi dilungo perché non so se avete notato, i nostri costumi sono stati fatti per questa commedia tutti a mano e volevamo ringraziare le sarte che ci hanno aiutato nella realizzazione di questi abiti. Ringraziamo le sarte Lucia Izzo, Susi Mormone, Letizia Copozza,
ospitare qui sul palco mi ucciderà. Vieni Ersilia. Volevamo ringraziare, vi spiego il perché. Eccola qua! Eccola qua! Perché è stata la nostra costumista di scena, o meglio, è stata la povera Martile che cambiava i mantelli a Menecmo. Ed è Aldo Pariota, credetemi, non è semplice. Grazie mille a voi, ci rivediamo alla prossima stagione.